posta in questi ultimi giorni via mail o via direttamente WhatsApp per le persone che sono state già seguite direttamente da me. Sono Questa live è per quelle persone che sanno in cosa consiste il lavoro di cura del dolore nociplastico, o anche chiamato neuroplastico, e nonostante tutto quello che hanno visto sui miei video, piuttosto di quello che hanno letto attraverso libri, i miei ebook, piuttosto che quelli del dottor Sarno, nonostante tutto questo materiale e tutto questo lavoro che hanno fatto, non notano un miglioramento della situazione psicofisica, anzi a volte capita che c'è un peggioramento della situazione. Nonostante tutto non hanno perso la fiducia che questo lavoro è l'unico lavoro che serve per ritornare a guarire da questi dolori cronici persistenti. Quindi cosa fare in queste situazioni? Vorrei dire che questi sono traguardi piuttosto che percorsi normali di guarigione, dove si va a fondo, si va a toccare il fondo prima di toccare il cielo. È normale che ci siano questi alti e bassi, nonostante si faccia una terapia di un certo tipo, nonostante sia speso del tempo e denaro per una terapia che non esiste negli ospedali, non esiste nelle cliniche nazionali del dolore, e quindi dici: "Cavolo, ho fatto tutto e non riesco a tornare bene. Perché? Per cosa? Cosa sto facendo?" Inizi a entrare nel dubbio, inizi ad avere paura che veramente dovrei tenertelo così, inizi di nuovo quel ciclo di pensieri che non finiscono più, e rientri in quel ciclo in cui ti eri sommerso, sommersa prima di questa terapia. Quello che vorrei chiederti a questo punto è capire se c'è qualcosa che hai paura di lasciare andare, perché c'è qualcosa che hai paura di lasciare andare prima di ritornare a stare bene, perché non esiste una giornata no e non esiste una giornata sì al dolore, perché quello che io insegno che ho insegnato per diversi anni oramai è che il sintomo non è colui che ti deve dettare se una giornata è buona o no. Una volta che tu sai che il dolore nociplastico è dettato da falsi allarmi del corpo e non da problematiche organiche, non ti devi basare sul dolore. Non puoi pensare di dettare, che il dolore detti la tua vita. Questo è importante ed è un cambio di identità netto. Se non siamo pronti a cambiare la nostra identità e quindi fare del lavoro ulteriore, che è la parte forse più difficile, no, della guarigione, del fatto che io non mi identifico nel mio dolore, io non sono il mio dolore, io non posso continuare a seguire il sintomo. E quello che succede è che io voglio che il sintomo sia là, inconsciamente, per non cambiare identità. È un percorso magari che dà fastidio a molti, perché è molto facile fare l'esercizio semplicemente quello psicosomatico piuttosto che l'esercizio fisico, ma questi esercizi, se vengono fatti con l'idea di debellare il dolore, abbiamo sbagliato e stiamo sbagliando tutto. Non possiamo fare questo per andare a guarire. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo fare un passo ulteriore e dire: "Okay, sono in questa situazione, accetto questa situazione e mi identifico in una persona già sana. Se il dolore è lì, va bene, ma io non devo reprimerlo. Probabilmente stai reprimendo il dolore, perché la tua identità è rimasta sempre quella di prima. Non possiamo andare a creare di nuovo altra ansia, altro rimugino, come si dice, rimuginio,
di andare in un percorso che sappiamo che è sbagliato e ci stiamo quasi autosabotando, semplicemente pensando che la mia situazione non può cambiare. E non possiamo andare alla ricerca di aiuto all'esterno se non possiamo cambiare noi all'interno. Se non sappiamo cambiare noi all'interno, non c'è nulla da fare, non c'è nessuna persona che può venire là e cambiarti il tuo modo di pensare. E dobbiamo essere anche molto aperti di dire ok, c'è qualcosa che io ancora non sto cambiando e che posso cambiare. E qualcosa che non stai cambiando, probabilmente non lo stai cambiando per paura, perché è difficile buttarsi a capofitto e dire adesso cambio la mia situazione, da oggi in poi non penso più a quelle cose che stavo pensando prima. Non penso più, e se penso a quelle cose che stavo pensando prima, le butto giù, le elimino nel momento in cui mi arrivano nella coscienza. Tu dirai, è facile Alessio pensarla così quando non hai sofferto, non soffri di dolori. Io ho sofferto di dolori cronici persistenti, ho lavorato con diverse persone oramai negli ultimi anni che non hanno avuto subito il beneficio che ho avuto io. Io ho letto un libro, ho studiato, ho praticato le pratiche che insegno e sono guarito totalmente, ma non è detto che tutti arrivano allo stesso percorso. Molte persone arrivano al percorso di guarigione dopo mesi, dopo anni, a volte. Dipende da quanto siamo bravi noi a portarci resistenza, a portarci amore all'interno. C'è troppa resistenza al cambiamento e questo è quello che vuole il nostro cervello, il nostro corpo. Biologicamente siamo stati fatti il cervello è stato fatto per lavorare e proteggerti da qualcosa che non deve cambiare, perché lui ha fatto sempre così e vuole fare così anche nel futuro. Quindi tu stai portando un programma all'interno che è quello del passato e non è ovviamente chiara qual è la tua nuova identità, ma dobbiamo cambiare, dobbiamo fare qualcosa, un incremento 0,1% al giorno per dire ok, mi muovo in quella direzione. E a volte bisogna fare 2 passi indietro per farne 3 avanti, ok? Quindi è importante non perdere mai la fiducia. Ovviamente il mindset deve essere quello di io sono già guarito. Io sto bene oggi. Non posso dettare la mia vita attraverso il dolore. Ma è diverso quello che succedeva prima, quando non sapevamo perché avevamo dolore. E quando soffriamo di dolori nociplastici, sappiamo che il problema è nel cervello e nel sistema nervoso centrale. Quindi, cosa possiamo fare? Chiediamocelo. Vogliamo veramente cambiare? Oppure c'è qualcosa che non ci piace cambiare? Inconsciamente non vuoi cambiare. Non vuoi cambiare. Ciao Ida. Inconsciamente non vogliamo cambiare. E dobbiamo essere onesti. Quando crediamo un aiuto all'esterno, dobbiamo essere onesti e dire vogliamo veramente cambiare la nostra situazione? Siamo disposti a cambiare la nostra identità? Siamo disposti a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto? È difficile se diciamo che è difficile. È un po' come smettere di fumare. C'è chi smette di fumare dal giorno alla notte, dice io ho preso la decisione, non fumo più. Ma ci sarà dentro quella vocina che ti dice ma sì, dai, fatela una sigaretta adesso, che cosa sarà? E la stessa cosa succede nel dolore. Il dolore è programmato all'interno del cervello per proteggerti, ma quella protezione non esiste, non è più possibile andarla avanti adesso, non c'è più nulla da proteggere perché quella cosa che lui voleva proteggere non è più là.
non è più là. Quindi se noi abbiamo dolori cronici di un certo tipo, ok, di un certo tipo, non dico tutti, i nociplastici, se stai guardando questa live probabilmente è perché mi segui da diverso tempo o magari mi hai seguito negli ultimi video che ho messo su YouTube e hai capito che probabilmente tu ti trovi in quella situazione dove lo stress, dove i trigger esterni aumentano sul dolore, dove le persone o medici o professionisti ti hanno detto ma sì, è un po' di postura, è la postura che è sbagliata, facciamo un cric e croc, ti risistemo, vai a casa, stai bene per 3 giorni, il quarto giorno stai di nuovo male. Allora cosa possiamo fare se non possiamo cambiare l'esterno? Ma questo lo sappiamo, non possiamo cambiare l'esterno se non cambiamo l'interno. Mi sembra un qualcosa di ovvio. Queste live sono semplicemente per mandarti, fare un push, spingerti in avanti ancora un pelino e dirti che la luce è già là, ce l'hai lì davanti. Sei tu ad aprire quella porta e dire adesso cambio, adesso è arrivata l'ora di cambiare, adesso è arrivata l'ora di dire no a tutto quello che mi fa stare male e che continua a pensare. Non puoi ritornare nello stesso schema di pensiero. Non puoi, non esiste, non esiste. Per cambiare lo schema di pensiero ci vuole uno consapevolezza che hai quello schema di pensiero e due sapere che quando arriva quel messaggio all'interno di paura, di ansia, non gli dai ascolto. Ne sei cosciente? Lo lasci stare e lo cambi. Lo cambi semplicemente rimettendo un altro pensiero. Il vecchio programma ti diceva, oh Madonna, adesso il dolore sta arrivando, cosa devo fare? E reagivo con ansia, paura, e adesso invece so, oh Madonna, arriva il dolore, e reagisco con ansia e paura, magari il primo secondo, e il secondo, il terzo, andiamo a dare il messaggio di sicurezza nel corpo. Mettiamoci una mano nel cuore, sentiamo come batte il cuore, sentiamo come respiriamo, è tutto ok, è tutto a posto. Poi è anche vero che ci sono delle dinamiche familiari, delle dinamiche sociali che se non le cambiamo noi, non le cambia nessuno. Se tu stai vivendo in una situazione tossica con delle persone che ti fanno stare male, non posso dirti io da terapista lascia quella persona. Posso darti un consiglio di dire devi andare via, potresti andare via, ma sei tu a fare quella decisione. Ora, questa è una delle parti più difficili per me, per un terapista, quella di farti capire che ci sono delle dinamiche sociali che bisogna lasciare andare. Perché quando sono molto, molto vicine, come per esempio un partner che magari è lì che non ti sta aiutando, o magari un familiare che te lo trovi sempre attaccato e ti dice delle cose che ti fanno stare male, è vero, tu puoi fare tutto il lavoro che vuoi all'interno per non sentire queste voci, ma inconsciamente saranno sempre lì e ci proveranno. Quando tu sei in una situazione di un certo tipo delicata come questa dove devi guarire, l'ambiente circostante è importante per guarire. Quindi probabilmente devi fare un cambiamento sull'ambiente circostante anche. Ma vedi, è difficile dire devi cambiare partner o è difficile dire devi cambiare lavoro, ma se questo è necessario per cambiare la tua identità, fallo. Ora non è semplice se hai una famiglia, lo so, lo capisco, ma non ci sono scorciatoie in tutto ciò. Non c'è una scorciatoia che ti fa cambiare se non cambi tu all'interno. E tutto a volte arriva da un'idea, arriva da un pensiero e dire io sono capace di cambiare, io voglio cambiare, mi merito di cambiare. E ovviamente devi avere anche una visione. Perché vuoi cambiare? Perché non vuoi più avere dolore? Cos'è che ti farebbe
Cosa che cambierebbe se la tua vita non avesse questo dolore? Cosa succederebbe? Cambieresti magari amici? Cambieresti il modo in cui gestisci la tua giornata? Magari faresti qualcosa che oggi non fai. Ma se tu riesci a vedere e visualizzare quella cosa che tu ancora non fai, ma la senti tua, la vedi lì e il tuo obiettivo è là, ma tu sei già lì, tu non devi raggiungere quell'obiettivo, tu sei già lì dentro di te. Nelle mie sessioni terapeutiche ti faccio entrare in quella visione, in quella visualizzazione, ma non è io sono qua e il futuro è qua. Tu sei già dentro il futuro, ma sei tu a decidere se entrarci adesso oppure domani. Tutto quello che è domani, tutto quello che era ieri, il cervello non lo capisce, capisce quello che è oggi, quello che sente oggi. Il tuo passato lo sente oggi. Quindi se tu senti il tuo passato oggi, e tu sei il tuo programma è il passato, senti dolore oggi. Ora, questo magari ti sembra un po' difficile a volte da capire, difficile da prendere in considerazione. Non c'è nessuna scorciatoia. Puoi fare 100.000 programmi, puoi leggere 100.000 libri di diversa portata, con diverse parole, con diversi autori, ma la scorciatoia non esiste. Non vuol dire che se leggi quel libro X guarisci prima, non vuol dire che vai dal terapista che è un mago o dall'energy healer o vai da quello psicoterapista che con un click cambia tutto. L'ipnotista che ti ipnotizza e con un click cambia tutto. Sarebbe facile, vero? Ma perché siamo, secondo me, siamo in vita perché dobbiamo crescere. E dobbiamo crescere noi stessi con le nostre forze. È vero che ci possono aiutare le altre persone, è vero che i terapisti, i libri, le terapie possono aiutarti, ma quando tu hai già fatto tutto quello che serve dall'esterno e ancora niente sta funzionando, guardati dall'interno onestamente e fatti questa domanda: voglio veramente cambiare? Sto cambiando quello che veramente mi fa paura? Ok? Perché a me mi fa paura, ci sono certe cose che a me fanno paura. Fa paura il fatto di visualizzare una vita piena di abbondanza, di denaro, piena di abbondanza di amore, piena di abbondanza di amici. E poi per un secondo dico, no, ma non è possibile, ma figurati. E poi dico, ma perché non è possibile? Perché io non mi merito queste cose? Perché io non sono capace di meritarmi queste cose? Oppure ho paura del fallimento, ho paura di non raggiungerle e quindi per non autosabotarmi e non fallire, non ci arrivo neanche. Ecco che questo è quello che succede nella depressione, il fatto di non riuscire, essere sempre stati abbattuti da varie battaglie e averle sempre perse. Arriviamo a un punto in cui non vogliamo neanche più fare la battaglia. E se non vogliamo fare più la battaglia, è difficile vedere il futuro, è difficile vedere dall'altra parte del muro. Questa è la depressione. La depressione è un momento in cui, un periodo in cui il nostro cervello ci sta dicendo non fare più niente e appena fai qualcosa io ti do tutti i segnali che mi hai detto fino ad oggi per non farti cambiare identità. E questi segnali sono la fatica cronica, l'ansia, sono il non avere obiettivi, il non vedere una vita positiva, di non riuscire a gioire per niente, di non essere grato per niente, di niente, anzi di vedere il radar come se avessimo un radar che vede tutte le cose sbagliate, vede tutto quello che non va. Esempio, qualche minuto fa
stavo guardando se la mia lavatrice avesse ancora dei problemi di perdita nei tubi dell'acqua, perché ogni tanto c'è stato questo problema. Io, da personalità un po' perfezionista, vado a vedere e guarda caso gocciolava qualcosa dal tubo. E lì è iniziata di nuovo il rimuginio, ma vedi di nuovo questa cosa, devo sistemarla, ma com'è possibile? E io per 10 minuti mi sono preoccupato, ma proprio preoccupato, con quasi quell'ansia di dire io devo risolvere questa cosa adesso, che mi ha cambiato l'umore. Cioè da che prima stavo bene, per questa cosa che è successa, il mio umore è cambiato. La stessa cosa potrebbe essere successa per te col dolore. Prima stavi bene, ora è successa questa cosa, il dolore è aumentato, la mia vita è cambiata. Ma se noi sappiamo che che la vita, cioè che il dolore è il sintomo, è semplicemente una successione, è successivo a come ci sentiamo all'interno, sappiamo che per andare di nuovo nella zona buona, quella verde, la green zone, dobbiamo ritornare a sentire quelle cose che ci fanno stare bene. Ma non vuol dire eliminare il dolore, non vuol dire eliminare quel tubo che gocciola, sapendo che quel tubo che gocciola non è tutta la mia vita, si può sistemare, si sistemerà, è ok, non sono in una situazione critica di vita. È la stessa cosa sul dolore. Non sei in una situazione in cui il dolore è relativo a un cancro, a un tumore, a un qualcosa di magari non risolvibile. E questo non vuol dire non faccio una diminuzione della gravità della tua situazione, perché un dolore nociplastico può essere anche molto debilitante, anche quasi da farti stare nel sedere a rotelle. Ed è successo e succede tutti i giorni. Persone che arrivano con dolore così cronico, così pesante di andare all'ospedale perché non sanno veramente cosa fare più. Dove l'attacco di panico diventa così tanto forte che pensi che stai morendo. Sì, infatti, vabbè, quelle persone che scrivono le robe di sotto saranno poi bannate. Scusate, mi scuso per loro, per la deficienza, insomma, di quanto tempo hanno da perdere queste persone per scrivere questi commenti qua sotto. Comunque, anche lì, stessa cosa, non mi focalizzo sui commenti, mi focalizzo su quello che devo dirvi, perché altrimenti perdiamo solo tempo, no? E non perdiamo più tempo, non perdiamo più tempo. Cos'è la perdita di tempo a mio avviso? La mia perdita di tempo è il cercare l'ennesima soluzione magica. La distrazione, quella è una distrazione. Se non voglio fumare, allora trovo una distrazione al fumare. Se c'è sempre una distrazione. È difficile stare seduti e sentire quel disagio. E tutto quello che ti chiedo è stare seduto, sentire quel disagio, accettare quel disagio e vedere cosa succede quando veramente sei dentro il disagio. E il disagio, guarda caso, si rimpicciolisce. E non bisogna essere un monaco per sentire questo, ma devi avere la fiducia che questa cosa possa succedere. Devi avere fiducia che questa cosa può succedere. Quanto ci vuole per guarire? Lo decidi tu. Decidilo tu. Quanto ci vuole per guarire? Ciao Rita, sempre presente. Grazie di cuore. Quanto ci vuole per guarire, Rita? Vorrei anche sentire la tua opinione, visto che ogni tanto ci siamo sentiti e tu sei una di quelle persone che ha avuto questa ricezione di questo messaggio e l'ha messo proprio in pratica. E dobbiamo avere esempi a volte per dire questa cosa è possibile. Io ho dei sogni molto grandi. Uno dei sogni è di cambiare nel mio piccolo una persona al giorno.
una persona al giorno, sono 365 persone l'anno che guariscono dal dolore cronico. Questa è un grande sogno, perché io posso fare questo da solo, ma se le persone che guariscono fanno la stessa cosa per altre persone, capiamo che non servono più terapie del dolore, non servono più farmaci, non servono più terapie manuali, non servono più cose che ci fanno sentire bene nel momento, ma nel lungo presente, nel lungo termine non ci fanno stare bene mai. E queste cose non vuol dire che non bisogna farle mai. Ci sono certe terapie che io dico fatti un massaggio, fare un massaggio una volta al mese se hai la possibilità per stare bene dal punto di vista mentale e fisico, ma non lo fare con quella soluzione, quell'ansia di dire adesso mi metti a posto tu. Quante volte sento dire mi serve una tua sessione così mi metti a posto, oppure fammi sgranchire un po' la schiena, un cric e croc così sto bene. E poi sono persone che soffrono da dolori cronici da anni. E io ti farei più male se faccio un massaggio o se ti faccio una manipolazione. Uno, che la manipolazione non la so neanche fare perché non mi interessa farla, ma ho fatto il massaggiatore da quando avevo 19 anni fino ai 24, 25 anni, in modo professionale. Poi ovviamente ora lo faccio solo per amici, per persone che mi conoscono e quando voglio, perché so che quei massaggi che facevo precedentemente non davano il sostegno a lungo termine, quindi tu paghi 50, 60, 100 euro, 150 euro un massaggio per il momento presente, ma se tu hai dolori cronici non ti serve quel massaggio necessariamente per stare bene. Tu puoi stare bene adesso, oggi, ora. Dobbiamo programmare la nostra mente in modo che cambi identità, e tu puoi cambiare identità oggi, non devi aspettare domani. Io ho potuto cambiare identità più volte nella mia vita, il primo periodo in cui ero un informatico e mi chiamavo io sono un informatico, poi io sono un massaggiatore, io sono uno studente universitario, io sono questo, io sono l'altro. Questa diventa la tua identità, no? E tu, in base alla tua identità, ti vedi dall'interno e agisci così, o agisci per come le persone ti vedono, ma tu non sei quella cosa lì, tu non sei quell'informatico, tu non sei questa casalinga, tu non sei l'impiegato di ufficio, tu non sei neanche il tuo nome, tu sei un essere che è stato programmato dal giorno in cui sei nato al giorno oggi. Sei semplicemente energia, e quell'energia è stata programmata, non ha nome, non ha niente, è un'energia programmata. E la stessa energia la puoi riprogrammare come? Pensando cose diverse, agendo in modo diverso, agendo e pensando in modo diverso. Se andiamo a chiedere a tutte le persone che sono guarite e gli chiediamo oggi, dal momento in cui tu sei guarito o proprio qualche momento prima della guarigione, stavi pensando allo stesso momento, allo stesso modo di come pensavi un anno fa o un mese fa, quando ancora stavi male? Ti diranno che il loro pensiero è iniziato a cambiare. Quando inizia a cambiare il pensiero, inizia a cambiare il modo in cui ti senti, come emotivamente, il corpo cambia, è una conseguenza, è una conseguenza. Non possiamo aspettare che cambi il sintomo prima che cambiamo il nostro pensiero e la nostra emozione. Io non posso pensare di raggiungere un obiettivo se non penso che quell'obiettivo sia raggiungibile. E per molte persone non penso che sia raggiungibile l'obiettivo.
Ciao Lord Birussi. Comunque se avete qualche domanda fatemela, perché è un monologo molto molto interessante per me, non so quanto sia interessante per voi questo monologo e non so quanto posso io darvi da questo monologo se non ho dei feedback da parte vostra. Quindi scrivetemi e datemi un feedback. Questa è una live che io ho fatto così spontaneamente perché volevo rispondere a dei messaggi di persone che io personalmente ho seguito e che però magari dopo 2 mesi, 1 mese, a volte succede che magari hanno delle piccole ricadute o delle grandi ricadute, perdono speranza e non proseguono nel percorso di guarigione. Perché vedrete 100.000 programmi in rete su YouTube, su internet di persone guarite semplicemente facendo questo, semplicemente facendo l'altro. La verità è questa, che semplicemente non esiste. Non esiste un percorso di guarigione semplice. E per quanto voi vedete recensioni di persone che sono guarite, non sapete quanto lavoro hanno fatto all'interno quelle persone. E ogni persona ha un lavoro diverso da fare. Una persona ha il lavoro diverso su quello che pensa e sul suo vissuto. Ogni persona è unica. Ogni persona ha degli obiettivi da raggiungere diversi. Io ho delle mie difficoltà all'interno, che sono sicuro che posso raggiungere e cambiare, ma io anche ho delle resistenze che non mi fanno fare quel cambiamento. E tutti ce l'abbiamo. Dobbiamo essere solo consci e consapevoli di queste resistenze. Stefano, ciao, adesso io ieri stamattina dolori molto forti, oggi dopo pranzo ridimensionati drasticamente. Il pensare positivo anche quando stai male funziona, magari non subito ma funziona. Grazie Stefano, che tra l'altro è un mio cliente. Grazie per la tua testimonianza, perché ci fai capire, queste testimonianze ci fanno capire che siamo tutti nella stessa barca. E troverete 2 persone su 10, una persona su 10 che vi dirà: io ho letto il libro del dottor Sarno e sono guarito così, ok? Sono guarito così, non ho mai più avuto problemi, ok? Probabilmente c'è stato un cambio quantico, ma molto forte di energia che è cambiata e da quel momento il tuo pensiero totalmente cambiato. Capita, capita. Ma questo è l'80-90% delle del 10% delle volte capita. Il 90% delle volte questa cosa non capita. Bisogna fare un lavoro molto, molto, molto intenso, di ripetizione, di pazienza. È come guidare un cavallo che non è mai stato guidato. Quel cavallo è il tuo corpo, non è stato ammaestrato, e quella maestria, ovvero il tuo cervello, la si ha attraverso la pratica. Ma quante persone non hanno questa voglia di fare questa pratica? Pochissime, pochissime. Ecco perché faccio una selezione per entrare in neurobalance e in affiancamento, perché riesco a capire, oramai da un po' di anni, riesco a capire chi potrebbe avere questi risultati attraverso una guida. E questa guida, che sono io, o la psicologa del mio team, non deve fare i salti mortali per farti cambiare. Perché potessi farli, guarda, li farei io i salti mortali, ma li ho già fatti e molte volte non danno beneficio. Anzi, la totalità delle volte i miei salti mortali non danno beneficio. Più salti mortali faccio io, più la persona dall'altra parte pensa che non è necessario farli dalla sua parte. Quindi tendo sempre a dare quelle informazioni, queste sono informazioni, di lasciarti il tempo di assorbirle e a quel punto qualcosa, si spera da parte mia, succede.
non prendere l'informazione e non metterla in azione, perché non cambia niente. Queste informazioni come quindi puoi mettere in azione da questa sera in poi? Inizia a prendere per esempio un diario e mettere giù come ti senti, come pensi, quali sono i tuoi problemi, quali sono, e vedrai che ogni giorno i problemi, i pensieri più o meno sono sempre gli stessi, fin quando non ti stancherai e dirai oggi cambio questi pensieri. Io ho guardato i miei pensieri, i miei diari che io tenevo su Evernote da diversi anni. Io nel 2017 ho iniziato un diario elettronico e l'ho tenuto settimanalmente per diverso tempo, fino a oggi praticamente. Non uso più evernote.com, tra l'altro ve lo consiglio, ma è diventato a pagamento, quindi c'è un'altra piattaforma adesso che si chiama pensu.com o .it, Pensu con la Z, dove puoi scrivere il tuo diario, mettere giù quello che pensi, quello che senti. Ogni tanto io vado e guardo come pensavo 2 mesi fa, o come pensavo 3 mesi fa, cosa avevo messo in quel diario? Vado e vedo che molte volte quelle cose che io pensavo in quel momento, le penso ancora ad oggi. O magari ancora peggio, 2 anni fa, come mi pensavo? Io avevo paura di certe cose e oggi ho paura delle stesse cose. E dico, ma cavolo, ma se io avevo paura 2 anni fa di quelle cose, pensavo che qualcosa di tragico potesse succedere e non è successo, ma penso che potrebbe succedere ancora ad oggi. Dico, ma vuoi vedere che queste cose semplicemente sono create da me? E vuoi vedere che se io magari penso un po' diverso, le cose accadono in modo diverso? E questo ve lo posso dire, insomma, è così. Quando ho preso la decisione di non lavorare da dipendente per istituti clinici, fisioterapici, è stato difficile all'inizio, no? Dire, cavolo, ma ho un lavoro fisso, ho delle retribuzioni fisse di persone che mi dicono, guarda, questo è il cliente, fai un po' di esercizi, ti do 1000, 2000, 3000 euro al mese, tu vai a casa, vai dalla tua famiglia e sei tranquillo. Avrei potuto fare quello, non l'ho voluto fare perché sapevo che quella tipologia di lavoro non raggiunge gli obiettivi. E io mi immedesimo nelle persone in cui io mi immedesimo nei miei pazienti, nei miei clienti, perché io ero quel paziente là. E per anni mi sono sentito dire, ah, ma forse è la calcificazione, ah, ma forse è la tua postura, oppure niente, ci devi convivere col dolore, ma non c'è niente da fare, devi conviverci, devi fartene una ragione, convivici. No, non esiste. Basta, non esiste questa situazione. Non voglio che sia così per le altre persone, voglio che tu stia meglio, voglio che tu arrivi alla soluzione, voglio che tu hai quella soluzione oggi per te stesso, perché più persone, più italiani guariscono, più persone la tua cerchia guarisce. E eliminiamo tutta questa lobby del farmaco. La eliminiamo perché non esiste che un dolore cronico deve essere guarito col farmaco. Non esiste. E non deve essere così. Ma lo sappiamo tutti, ma lo facciamo perché siamo disperati e continuiamo a prenderli. Ma ci facciamo solo del male, ma ci piace quel male perché non sappiamo fare altro. È più facile farci del male in quel modo che entrare dentro di noi e dire ma cos'è che veramente non voglio cambiare di me. Va bene ragazzi, ho parlato già 40 minuti, spero che queste parole siano risuonate nel vostro inconscio e che da questa sera iniziate a fare qualcosa che non avete mai fatto fino ad oggi. Entrate dentro quella paura e uscite dall'altra parte più forti di prima. E a volte quella paura serve solo esserne coscienti
e dire questo dolore lo accetto per così com'è, ma io sono al sicuro, non mi sta identificando, non sono io il dolore, io sono ok, io faccio la vita che voglio fare nonostante il dolore, perché il dolore non mi può ammazzare, il dolore non mi sta ammazzando e io meno forza gli do quel dolore, nel senso che più lo accetto e più quel dolore va giù. Ragazzi, buona serata e ci vediamo presto. Prima di lasciarvi, volevo dirvi che nei prossimi video troverete dei miei video dove parlo di Vipassana, la meditazione di Vipassana, quella dei 10 giorni. Guardate nelle prossime settimane, esce sempre lunedì alle 20, quindi magari vi ispira qualcosa nel fare questi 10 giorni di Vipassana, chissà dove, magari in qualche centro qui in Italia. Ci vediamo, a presto, ciao.